Ben ritrovati amici e amiche dell'atletica. Stasera cominciamo questa puntata parlando di Mereto di Tomba, dove si è svolta domenica la sesta prova del trofeo giovanile Luigi Modena, che si avvia a concludere il suo iter in una stagione complicata dal punto di vista sanitario e organizzativo, ma che ha preso coraggio e vigore cammin facendo e che domenica prossima, al Daldan di Paderno, chiuderà il cerchio con l'ultimo appuntamento. La Libertas Mereto di Ivo Frisano e Annalisa Ferino è società di riferimento certo, disponibile e affidabile, una delle più attive del Centro Provinciale Sportivo Libertas di Udine. La manifestazione ha detto che malgrado la stagione stia volgendo al termine, ci sono ancora tante energie in campo e questo depone a favore di un movimento senza confini che sa sempre dare delle belle soddisfazioni alla FIDA, ai tecnici, ai dirigenti, alle società e agli addetti ai lavori. Andiamo a vedere le cose migliori. Miriam Blay dei podisti Cordenons ha dominato i 1000 metri ragazze con un 3:11:87 da favola che apre interessanti scenari sul futuro di questa tredicenne davvero interessante. Dietro a lei due compagne di squadra, niente male. Maia Chiarotto, seconda in 3:27:02 e la cugina Ingrid Blay, terza in 3:32:29. Tra le cadette da segnalare l'ottima prestazione di Rebecca Rinaldi, Bruniera Friuli Intagli, sui 150 cadette vinti con un notevole 18 secondi e 79 e si mette alle spalle la polivalente Carlotta De Caro, Malignani Libertas, che conclude in 19:86. Francesco Cariola della Libertas Grion Seremanzacco vince i 150 metri cadetti in 17:82 e Linda Virgilio, Malignani Libertas, si aggiudica il lungo cadette con un ottimo balzo di 5,18 m. Questi in sintesi sono stati i migliori risultati tecnici della mattinata meretese. Vediamo ora i vincitori e vincitrici delle altre gare in programma che oltre ai ragazzi e cadetti ha visto impegnati anche i giovani delle categorie esordienti. Partiamo proprio da questi. 50 metri Davide Pasut, Bruniera Friuli Intagli e Sofì Zamuner, Nuova Libertas Acile. Salto in lungo Gabriele Lupieri, Malignani Libertas. Vortex Vanessa Osner, Libertas Tolmezzo. Ragazzi e ragazze. 60 metri Simone Olivotto, 7 secondi e 99 ed Elisa Musto, Atletica 2000, 8 secondi e 80. Salto in lungo Simone Olivotto, Atletica 2000, 4 metri e 63. Salto in alto Maria Zomero, Libertas Mereto, 1,39 m. Peso 2 kg, Antoni Del Pio Lungo, podisti Cordenons, 12,55 m e Silvia Della Bianca, US Lavarianese, 11,45 m. Cadetti e cadette. Salto in alto Marco Stallone, Malignani Libertas, 1,70 m. Salto in lungo Linda Virgilio, Malignani Libertas, 5,18 m. Peso 4 kg Alex Zanin, Libertas Mereto, 11,68 m. Peso 3 kg Vanessa Ross, Libertas San Vitesse d'Urigon, 10,35 m. Bravi oltre ogni ottimistica previsione i nostri cadetti e cadette ai campionati italiani di Parma. Quinti con i cadetti, ottavi con le cadette e ottavi complessivamente sulle 21 regioni italiane. Ben 13 primati personali più 4 ottenuti nel corso delle prove multiple. È stato Alessandro Sturman della Trieste Trasporti la star della 2 giorni parmense nelle prove multiple, dove per i cadetti si gareggia nell'esathlon. Il punteggio 4.388 punti è secondo solo al record regionale di Alberto Nonnino. Sturman colleziona 3 personal best su 6 gare, 14,71 sui 100 ostacoli, 1,62 di alto, 2 minuti 48,63 sui 1000 metri. 3 le medaglie d'argento a opera di Valentina Lucchese della Libertas Acile negli 80 con 10 secondi 05, di Noemi Music dell'Atletica 2000 Codroipo nell'asta con un personale a 3,40 e di Davide Comarin della Sport Academy nei 100 ostacoli con 13 secondi e 97. 2 medaglie di bronzo con tanto di record personale. Marco Stallone del Malignani Libertas supera il 1,85 m nell'alto e Alessio Coppola della Sportiamo Trieste passa a 24,15,80 sui 5.000 marcia. Quarti posti per Leo Domenis della Trieste Trasporti sui 300 in 36,84, 36,75 in batteria e per Morgan Manfrini della Sport Academy nel lungo con il personal best a 6,50 m.
E si è concluso domenica il 53esimo trofeo di corsa in montagna del CSI di Udine, con 232 concorrenti che hanno partecipato alla quinta e ultima prova, ottimamente organizzata a Tarcetta dal gruppo sportivo Alpini Pulfero. La gara assegnava il 17esimo Memorial Silvano Domenis alla memoria dell'indimenticabile presidente del gruppo sportivo e ha visto le vittorie nel settore assoluto di Giulio Simonetti, atletica moggese in campo maschile, e di Martina Ottogalli Valgleris tra le donne. Negli allievi successi di Elisa Gortan, Aldo Moro Paluzza e Fabio Visintini, GS Natisone. Negli junior svettano Veronica Gortan, Aldo Moro e Mattia De Pasquale, GS Natisone. Primo posto nell'Amatori A di Carla Spangaro, Timau Cleulis e Patrick Merluzzi, Aldo Moro. Amatori B in pugno a Marco Visintini, Aldo Moro e Federica Qualizza, GS Natisone. Nella categoria veterani A, affermazione di Guido Costa Peraria, GS Natisone, e Paola Grion, Atletica Buia. E veterani B, appannaggio di Remo Neucom ed Edda Spangaro, entrambi della Stella Alpina. La classifica di società ha visto al primo posto il GS Natisone, che con 585 punti ha preceduto l'Aldo Moro Paluzza, 487 la Stella Alpina, 407. E ora la parola a Greta Iuri per le altre notizie. Alla 26esima edizione del Memorial Agosti di Sacile, intitolato alla figura carismatica di Mario Agosti, grande giavellottista e primo presidente del CONI di Pordenone, sono stati proprio i giavellottisti a firmare le migliori prestazioni tecniche. Michele Fina, junior dell'Atletica Bruniera Friulintagli, supera ancora i 70 metri con 70,03 e Luisa Sinigaglia della Bracco Milano si impone con 52,66 su Federica Botter dell'Atletica Bruniera 47,02, che ha trascorso un anno delicato causa un infortunio alla spalla. Interessanti le performance di Paolo Messina, junior della Trieste Atletica, vincitore dei 100 metri in 10,73, seconda prestazione regionale all-time di categoria dopo il record di Enrico Sancin 10,68 e di Mascia Costa dell'Atletica Bruniera, che ha vinto i 1500 metri in 3,50 e 40. Abdullah Bamussa ha passeggiato sui 3000 siepi conclusi in 9, 17 e 88. Al di là di questo c'è da dire che il terzetto di junior Fina, Messina e Costa è destinato in un prossimo futuro a dare grandi soddisfazioni. Nelle donne, Giorgia Bellinazzi dell'Atletica Bruniera batte sui 100 la padovana Carol Zangobbo con un normale per lei 11,96. Da segnalare il 55,40 sui 400 della vicentina Alice Muraro e il 4,25,97 sui 1500 della trevigiana Giulia Viola. Trofeo Madrassi di corsa in montagna a staffetta, trionfano Gemona Atletica e Aldo Moro Paluzza. Il trofeo Nino Madrassi, staffetta a 3 elementi di Venzone, è tornato dopo un anno di stop. La 32esima edizione, le foto sono di Michela Nenis, ha sorriso alla Gemona Atletica con Andrea Fadi, Tiziano Moia e Giulio Simonetti. Moia, atleta di casa, ha stabilito il record del percorso con il tempo di 22,22. Ci tenevo a fare bene in questa gara, dove sono passati molti atleti che hanno fatto la storia della corsa in montagna regionale, ha detto. Qui non ero mai riuscito a far vedere il mio reale valore, forse a causa della pressione per la gara di casa. I gemonesi, che erano terzi dopo la prima frazione con 2,07 di ritardo dall'Aldo Moro Paluzza, perché Fadi, per onorare l'impegno, ha corso malgrado le pessime condizioni fisiche, si sono scatenati nelle restanti 2 tornate e hanno portato a termine la rimonta chiudendo in un'ora 11,14. Secondo posto per l'Aldo Moro Paluzza, Mattia Pescern, Nicola D'Andrea e Marco Marcuzzi in un'ora 12,09 e terzo posto per la squadra B con Michele Sulli, Patrick Vicenta e Paolo Della Mea in un'ora e 18. L'Aldo Moro si è rifatto con le donne, dove ha piazzato 2 squadre al primo e secondo posto. Vincitrici Rosy Martin, Caterina Bellina e Paola Romanin in un'ora 31 e 24. Seconde Jaska Martin, Antonella Franco e Alice Cescutti in un'ora 38 e 24. Bronzo all'Atletica Buia con Claudia Fioritti, Paola Grion ed Elena Forgiarini in un'ora 54 e 18. Il miglior tempo al femminile è stato realizzato da Rosy Martin in 29 e 23. In gara 33 formazioni a rappresentare quanto di meglio c'è oggi nel panorama della corsa in montagna regionale.
Un atleta italiano torna a vincere la Coppa del Mondo di corsa in montagna. Il trofeo maschile per la stagione 2021 è del valdostano Henry Ayomod US Malonno, che si aggiudica l'ultima tappa a Chiavenna in provincia di Sondrio. La gara a cronometro di 3.298 metri di lunghezza e 1.000 di dislivello porta al successo Ayomod con il tempo di 31,41. Ma sul secondo gradino del podio della gara trentina sale Tiziano Moia, gemona atletica, che con il tempo di 32,19 precede Nadir Magouet 32,41 e la conferma, se mai se ne fosse stato bisogno, del livello assoluto del 29enne atleta di Venzone, che sta portando a termine una stagione eccezionale, alla quale manca ormai solo la maglia azzurra. Si avvicina l'appuntamento del 31 ottobre con la Mito Marathon. Il cammino del mito, spiegano ai runner sul sito gli organizzatori, inizia da Cividale del Friuli, dove si affronta un tracciato ad anello di 21 km da ripetere 2 volte, alla scoperta di ogni angolo della città longobarda per eccellenza. Attraverso i verdi prati di San Guarzo, da dove puoi ammirare all'orizzonte il santuario di Castelmonte. Corri al fianco del Natisone, che ti accompagna all'interno delle mura del centro storico di Cividale. Poi scorgi il museo archeologico, il Duomo di Santa Maria Assunta, e quando attraversi il Ponte del Diavolo siamo certi che il tuo cuore batterà ancora più forte. Il percorso continua verso sud, attraverso colline punteggiate da viti e alberi da frutto, e poi transiti una seconda volta sopra il Natisone, ammirando alla tua destra il Ponte del Diavolo e il meraviglioso centro di Cividale, che da lì a pochi chilometri andrai nuovamente a raggiungere. La tua fatica si concluderà dove era cominciata, in Piazza Duomo. Per chi non si sente sufficientemente allenato per completare l'intera maratona, c'è la distanza dimezzata di 21 km e 97 metri che parte una trentina di minuti prima della maratona. La mezza inoltre sarà valida come campionato italiano delle professioni. In fase di registrazione basterà selezionare la spunta "Partecipo al campionato italiano delle libere professioni" e inviare una mail alla casella che leggete in sovraimpressione con la documentazione provante l'effettiva iscrizione ad un albo professionale. C'è poi la Mito Team Marathon 4x10 km per chi vuole affrontare una nuova sfida, condividendola con gli amici. Una staffetta dove il divertimento è assicurato e l'eccitazione è moltiplicata per 4. Circa 10 km per uno e una esperienza indimenticabile. Non basta? Ecco la Mito in Rosa, manifestazione non competitiva per donne e accompagnatrici. L'obiettivo, oltre a quello di coinvolgere il pubblico femminile, è raccogliere fondi per la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Mito in Rosa è aperta alle donne e accompagnatrici. La corsa, di circa 7 km, inizia e finisce nel meraviglioso parco di Villa de' Claricini Don Pacher di Bottenicco di Moimacco, piccolo borgo rurale vicino a Cividale del Friuli. E questa era l'ultima notizia per stasera. Grazie per il fedele e cortese ascolto e arrivederci a lunedì prossimo.